Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Porteremo in studio le Cross Generation, le generazioni che senza timore si attraversano, si incrociano e si mixano fra vite, culture e sogni differenti. Musiche, passioni, sentimenti e molto altro ancora passeranno da questi microfoni. Bentrovati amici radioascoltatori di Cross Generation. Io sono Moisa Mircea Constantin e oggi sono in compagnia di Filippo Marchi. Ciao Filippo. Grande Mircea. È un ragazzo giovane e carino di 17 anni che studia alle Rubiani e spera di uscire presto. Come mai? Ma per una serie di motivi che non sto a elencare sinceramente, però spero di uscirci presto. Conosciamolo meglio, raccontati ai nostri microfoni. Che dire, ma una parte l'hai già detta te, cioè che ho 17 anni, mi chiamo Filippo, hai detto anche che sono carino, ti ringrazio. Studio alle Rubiani, grafica pubblicitaria, ma la mia vera aspirazione è quella di provare a diventare un attore. Come mai? Come è nata questa passione? Guarda, fermo restando che comunque da quando ero un bambino, quindi piccolissimo, quando si trattava di esibirsi davanti a qualcuno, io ero sempre il primo a volermi esibire. E poi a 12 anni in particolare, durante le medie, quando la mia passione era un'altra, era il basket, quindi io miravo a diventare un giocatore di basket. Solo che sì, ho iniziato a giocare a basket e a scuola, alle medie, iniziai il laboratorio teatrale. E allora notai una cosa, che a basket mi insultavano, accusandomi di non essere capace di giocare, mentre invece a teatro mi dicevano guarda sei molto bravo, e allora ho pensato di seguire questa strada. Invece quali sono gli attori di riferimento nazionali e internazionali a cui ti ispiri, diciamo? Beh, ce n'è uno che è un attore del passato, ma che tutti senz'altro ricordiamo, che è Marcello Mastroianni. E invece dei più attuali direi Castellitto, Sergio Castellitto. Mentre invece per quanto riguarda l'estero, Robert De Niro, Al Pacino, gente tosta. Sì, molto tosta. L'emozione più grande vissuta sul palcoscenico? Guarda, essendo che è il 6º anno che faccio teatro, ricordo molto, molto volentieri la prima esperienza teatrale, Il gatto con gli stivali. Quella è stata una bellissima esperienza. Poi ricordo anche una replica di 2 anni fa, nel laboratorio teatrale appunto delle Rubiani. Facemmo una replica dopo l'esordio nell'Interaction dell'Arena del Sole. Una cosa particolare di questa replica fu proprio il pubblico, perché erano tutti tedeschi, non parlavano una parola di italiano e noi stavamo lì a parlare in italiano senza nessuna risposta. Sei convinto, insomma? Alla fine sembravano molto contenti, ma non penso che abbiano capito più di tanto. Allora Filippo, nella seconda parte dell'intervista noi chiediamo di solito ai nostri amici qual è il rapporto che hanno con la città. Tu dov'è che vivi? Io abito a Sasso Marconi, poco distante da Bologna. Vengo spesso in città appunto per fuggire da Sasso, che non c'è veramente nulla in quel posto. Mi dicono che tanti anni fa era diverso, però allora vuol dire che è cambiato veramente tanto. Vengo spesso in città, in particolare un posto del centro, la zona di via Castiglione, Santo Stefano, quelle zone eleganti, le più eleganti. Poi sarà perché faccio teatro lì da quelle parti, quindi esco da teatro che sono ancora in fase, no? Là dove vive la Bologna per bene. Sì, diciamo. Là dove vive la Bologna per bene. Dalla regia mi dicono che hai fatto anche un film su Marzabotto, che è una zona di Bologna. Ti vuoi raccontare di questa cosa? Sì, dire che ho fatto un film è una parola grossa. È una comparsa, ma più che comparsa è una scomparsa, perché è un campo totale dove ci sono questi 15 partigiani che scendono da una montagna. Un aneddoto: è stata una scena, che è un'inquadratura che dura
pochi secondi, ma invece per 10 volte ci hanno fatto salire e scendere questa montagna, 10 volte, su e giù. Il film è L'uomo che verrà di Giorgio Diritti, regista bolognese, diventato famoso recentemente grazie a un altro suo film che è Il vento fa il suo giro, un caso cinematografico perché essendo un film indipendente è riuscito a trovare un grandissimo successo. L'uomo che verrà parla della strage di Marzabotto vista dagli occhi di una bambina, Martina, che appunto dopo la perdita di un fratellino ha perso la parola e ritrova la speranza appunto dal fatto che la madre è incinta di un altro bambino, che è proprio lui l'uomo che verrà. Noi di solito facciamo un bellissimo gioco con i nostri ospiti, quindi renderò partecipe anche te, Filippo. Se tu fossi un film, che film saresti? Se fossi un film sarei un classico film, sai, delle commedie all'italiana, no? Commedia appunto, però con una tragicità, con spunti tragici, drammatici, ma che fanno ridere, fanno molto ridere. Filippo, se tu fossi una canzone, che canzone saresti? Che canzone sarei? Non lo so. Ti vedo un tipo molto energico, poi anche con questi capelli un po' al vento e riccioloni. Psycho Killer dei Talking Heads. Bella, bella. E poi a me piacciono le macchine, quindi ti devo chiedere anche se fossi una macchina, che macchina saresti, così vedo se mi piacerebbe guidarti. Una Panda 4x4. Cioè che sì, sarà pur vecchia, sarà pur scarsa, però ha un suo fascino. Sì, ha fatto la storia qui in Italia. Fatto la storia. Ora purtroppo il tempo è finito, cari amici, io e Filippo vi dobbiamo lasciare, mi raccomando continuate a seguirci. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Cross Generation, La radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.